benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Calorosa accoglienza a Mattarella in Sicilia con l'omologo tedesco Steinmeier. Dopo Siracusa e lo spettacolo al Teatro Greco, oggi tappa a Piazza Armerina e visita privata a Catania. Calma apparente oggi a Lampedusa, dopo i trasferimenti 1200 emigranti nell'hotspot, 300 sono minori non accompagnati. A Favara domani i funerali dei 2 autisti morti alla guida dei pullman carichi di rifugiati. 33 anni fa l'omicidio del giudice Livatino, trucidato dai sicari mentre viaggiava in auto senza scorta. Per Cossiga, giudice e ragazzino, con le sue indagini aveva svelato i segreti della Stilla, che non lo ha perdonato. Per la Chiesa è già beato. A Palermo a fuoco i cumuli di spazzatura abbandonati allo Zen e in via Oreto. I cittadini reagiscono così alle difficoltà della RAP che non ha fondi, mezzi e uomini a sufficienza. Strade di Palermo come circuiti di Formula 1, malviventi arrestati dopo uno spettacolare inseguimento notturno finito con uno schianto. Scampoli d'estate in Sicilia, oggi bollino giallo a Palermo, domani a Catania. Per il caldo torna l'allerta incendi tra Trapani e Messina. Calcio, turno infrasettimanale in Serie C, il Catania di scena a Monopoli con 2 cambi in formazione. Il Messina ospita la capolista Turris. Bentrovati, il presidente Mattarella è a Piazza Armerina dove ha visitato la famosissima Villa Romana del Casale, patrimonio dell'UNESCO. Anche oggi al suo fianco, come vedete, il collega tedesco Steinmeier, dopo il saluto del sindaco Cammarata, all'ingresso nel sito con i suoi magnifici mosaici, testimonianza storica ed artistica dell'epoca imperiale. Le scene di caccia con strumenti e armi del tempo si alternano a teste di animali di molte specie e si estendono per più di 3.000 metri quadri. Come vedete, i 2 presidenti hanno anche sorvolato in elicottero le zone dell'area distrutte dagli incendi. Subito dopo la visita in un centro di accoglienza per migranti, il Don Bosco 2000, dove i 2 capi di Stato hanno ascoltato i racconti degli ospiti, storie in questo caso di integrazioni riuscite. E ora torniamo alla giornata di ieri che si è chiusa al Teatro Greco di Siracusa. Standing ovation e lunghi applausi per i 2 capi di Stato. Francesco Aloi. Gli applausi per Mattarella e Steinmeier. Quando i 2 capi di Stato arrivano al Teatro Greco, Siracusa risponde così. Italia e Germania unite anche nella cavea del Colle Temenite. Ieri sera la standing ovation è stata non solo per gli attori di Ulisse e l'ultima Odissea, ma anche per i 2 presidenti. Al termine dello spettacolo il loro saluto al cast. Applausi ed aria di festa anche a Ortigia. Qui nel pomeriggio Mattarella e Steinmeier hanno fatto una passeggiata tra il barocco ed una preghiera a Santa Lucia. Al Teatro Comunale hanno premiato 10 sindaci tra italiani e tedeschi che valorizzano i gemellaggi. Anche qui tanti applausi in una giornata che è iniziata intorno alle 11, quando al Castello Maniace c'è stato il dialogo tra le 2 delegazioni. Tutto questo in un'Ortigia blindatissima. Oggi è il turno di Piazza Armerina e Catania, sorvolo delle aree colpite dagli incendi estivi e visite al centro di accoglienza per migranti, alcune delle tappe. A Lampedusa proseguono a ritmo serrato i trasferimenti dei migranti. Attualmente sono 1200 gli ospiti dell'hotspot. Manlio Viola.
Si vede la luce in fondo al tunnel a Lampedusa, dove si torna a respirare aria di speranza. Questa mattina erano rimasti poco meno di 1200 gli ospiti, di cui quasi 300 minori non accompagnati nell'hotspot. Un numero che rappresenta sempre un sovraffollamento, ma comunque più contenuto a fronte dei circa 900 posti del centro nei giorni di normalità. I trasferimenti di ieri, programmati dalla prefettura e coordinati dalla polizia, hanno permesso di alleggerire in maniera notevole le presenze. Una normalità che si potrebbe raggiungere già nelle prossime ore se gli arrivi lo permetteranno. Sono 2 i barchini arrivati nelle ultime ore. Da ieri poi stop alle corse straordinarie di pullman per il trasferimento fuori regione. Uno sforzo quello messo in campo, ma costato anche la vita a 2 autisti siciliani. Si terranno domani pomeriggio. Nel frattempo nella chiesa madre di Favara, nell'Agrigentino, i funerali proprio di Alberto Vella, 34 anni, e Daniel Lo Giudice, 32, gli autisti della Party Tour, morti lo scorso 15 settembre sull'autostrada A1 nei pressi di Roma, mentre stavano trasferendo proprio migranti dalla tensostruttura di Porto Empedocle. La Party Tour ha un accordo con la prefettura di Agrigento e si occupa di questi trasferimenti. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha deciso che sarà lutto cittadino per quel giorno. Sulla tragedia c'è un'inchiesta della procura di Rieti per omicidio stradale e lesioni colpose. 25 dei 49 migranti rimasero feriti nell'incidente. Dagli hotspot ai centri di permanenza per i rimpatri c'è una denuncia shock dell'associazione Antigone. In quello di Trapani si ledono i diritti umani, sono luoghi della disperazione e i migranti dormono su letti di cemento. Tonino De Mana. Si chiamano CPR, Centri di Permanenza per il Rimpatrio, ma per l'associazione Antigone l'accoglienza è più che un optional e la permanenza è più che un inferno. La visita al CPR di Trapani è stata quasi un pugno nello stomaco per i rappresentanti dell'associazione Antigone, che a fronte di una richiesta di sopralluogo effettuata il 16 giugno si sono visti aprire le porte solo dopo 3 mesi, senza poter incontrare migranti e senza poter documentare nulla, considerato il divieto assoluto di poter filmare. Racconti e testimonianze che può riferire l'avvocato Giorgio Bisagna, uno dei pochi a varcare i cancelli del CPR di Trapani Milo. Letti in cemento, tavoli in cemento, bagni in acciaio, situazioni che stridono con una visione dell'uomo rispettosa dei suoi diritti fondamentali minimi. La prospettiva è di disumanizzare il migrante, regolare o irregolare che sia, criminalizzandolo a prescindere da eventuali reati che abbia commesso. La mancanza di speranza e di certezze sulla permanenza in questi luoghi comporta pericolose criticità. Purtroppo la situazione che riguarda i centri di permanenza per il rimpatrio genera alienazione, genera disperazione. La mancanza di speranza può essere pericolosa davvero. Intanto il Ministero dell'Interno ha avviato una ricognizione per nuovi CPR affidata ai prefetti per individuare nuove strutture idonee, lontane dai centri abitati e facilmente perimetrabili e sorvegliabili. Anniversario dell'assassinio del beato giudice Rosario Livatino, trucidato dalla Stigia Agrigentina 33 anni fa. Una delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura ha reso omaggio alla sua tomba e poi alla stele che lo ricorda. Davide Sardo. Sono trascorsi 33 anni dalla morte del magistrato Rosario Livatino, ricordato spesso da allora come il giudice ragazzino. Aveva 37 anni quando fu ucciso da sicari della Stigia Agrigentina il 21 settembre del 1990, mentre con l'automobile personale senza scorta dalla casa in cui viveva con i genitori a Canicattì andava al lavoro al Tribunale di Agrigento. Livatino è stato trucidato tra le campagne di Contrada Gasena sulla strada statale 640 che collega Caltanissetta con Agrigento. In occasione del martirio di Rosario Livatino, una delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura, guidata dal vicepresidente Fabio Pinelli, si è recata nei luoghi della memoria del giudice beato per la Chiesa al 2021 e poi negli uffici giudiziari di Agrigento, Caltanissetta, Gela e Catania. Prima tappa al cimitero di Canicattì per rendere omaggio alla tomba di Livatino. Grande onore per noi del Consiglio Superiore essere qui così numerosi con tutti i consiglieri per ricordare una figura straordinaria di persona che si è sacrificata per il Paese e che è entrato nella storia per la sua grande dedizione, la sua disponibilità al sacrificio
fino alla sua morte, quindi è un esempio di magistrato che va ricordato e che tutti noi continuiamo a portare avanti. A mezzogiorno la delegazione si è spostata ad Agrigento per deporre una corona e rendere omaggio al giudice Livatino nel luogo dell'agguato sotto la stele intitolata alla sua memoria. E in suffragio del giudice Livatino a Catania stasera alle 19 sarà celebrata una messa nel santuario di San Francesco all'Immacolata, sede di giustizia e pace. Il celebrante sarà il francescano padre Liborio Corriere, rettore del santuario. Proseguono a ritmo serrato i trasferimenti di migranti da Lampedusa. Questa è una notizia che vi abbiamo appena letto, abbiamo anche visto il servizio di Magliavola. Emergenza rifiuti invece in diversi quartieri di Palermo. Allo Zen, roghi di immondizia nella notte, la RAP, l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti nel capoluogo, si difende e dice non abbiamo i mezzi che non funzionano. Ma vediamo i particolari con Marco Gullà. Quartiere Zen di Palermo, le immagini sono eloquenti di come questa zona del capoluogo sia in continua emergenza. Distese di rifiuti che asfissiano il quartiere, incendi anche nella notte, come vediamo dalle immagini di questa immondizia bruciata. Con l'autunno oramai entrato da calendario, in Sicilia le alte temperature persistono almeno sino al prossimo weekend e questo aiuta senza dubbio i piromani nel loro sporco lavoro. I roghi si sono registrati nelle vie Einaudi, Pensabene, Papti, San Nicola e Rocchi Marciano, in centro interessata la via Perez, una catena di incendi senza soluzione di continuità, con fumi maleodoranti e inquinanti sparsi ovunque. Ma l'emergenza rifiuti avvolge anche altri quartieri della città. La RAP, l'azienda che si occupa della raccolta appunto dell'immondizia a Palermo, ha carenze di personale e i mezzi guasti. Il primo problema di questa azienda, lo ripeto, io mi scuso perché dice ma è sempre la stessa scusa, ma se non la risolviamo chiaramente sarà sempre quella. I mezzi, do un dato, 62 mezzi disponibili per indifferenziata, 25 funzionanti. E poi agitazioni sindacali e difficoltà nel conferimento dei rifiuti in discarica. Sono 11 gli incendi divampati questa mattina in altre zone della Sicilia, complice il vento di scirocco nel giorno dell'allerta rossa in 3 province, Palermo, Trapani e Messina, e allerta arancione nelle altre 6. La Protezione Civile ha chiesto ai sindaci di attivare i centri operativi comunali per coordinare gli interventi e i vigili del fuoco, come vedete, hanno lavorato tutta la notte per domare l'incendio, in particolare ad Acquaficara, frazione di Barcellona nel Messinese. I danni riguardano decine di ettari di terreno. Ci spostiamo di nuovo a Palermo, spettacolare inseguimento notturno dei carabinieri che bloccano e arrestano i fuggitivi, ma poco prima avevano rubato il registratore di cassa di un negozio. Noi vi proponiamo il video di questa spettacolare operazione, tutto vero, non è una fiction. Tonino De Mana. Le strade di Palermo come circuiti di Formula 1, ma a sfidarsi non sono potenti bolidi, ma vecchie utilitarie tallonate dalle forze dell'ordine. Quello che vi proponiamo è uno spettacolare inseguimento notturno che vede protagonisti i carabinieri di Palermo e 2 ladri che poco prima avevano rubato un registratore di cassa da un negozio. La gazzella dei carabinieri in transito sul Viale Lazio ha intimato l'alta al conducente di questa Fiat Punto, che per tutta risposta ha aperto il gas, ingaggiando quasi una sfida a folle velocità. In questo video quasi si affiancano i militari dell'arma, ma il sorpasso è impedito dal zigzagare dei fuggitivi che poi affrontano una curva perdendo quasi il controllo e sfiorando le auto parcheggiate. Non va meglio poco dopo, quando la strada stretta non consente la fuga, che si conclude con lo schianto contro un'auto in sosta. È a quel punto che i carabinieri bloccano i malviventi, 2 uomini di 20 e 35 anni, già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli. Recuperata anche la furtiva. Ed un'auto della polizia si è ribaltata dopo l'incidente con un'altra vettura all'incrocio tra Corso Tucori e via Macheda, proprio accanto alla chiesa di Sant'Antonino. 3 le persone ferite, da accertare dinamica e responsabilità. Colpo di coda dell'estate in Sicilia, dove si registrano anche oggi 34-35 gradi, e a Catania chi può ne approfitta per prendere la tintarella, fare un tuffo, ma il caldo ha le ore contate. Emanuela Corsi.
L'estate sta finendo, cantavano qualche anno fa i Righeira, ma non il caldo. Il 21 settembre segna convenzionalmente il passaggio dalla bella stagione a quella autunnale. In realtà quest'anno il cosiddetto equinozio di autunno, ossia il momento in cui il sole incrocia il piano dell'equatore terrestre in maniera perpendicolare, avverrà però sabato 23. Date a parte, quel che è certo è che il clima in Sicilia continua a regalare giornate assolate e calde, con temperature che ricordano i mesi estivi. Questa è la situazione di oggi a San Giovanni Licuti, ci sono più di 30 gradi e la gente fa il bagno. Estate, è veramente estate, un tempo chiaramente un po' non nella norma e quindi ci consente di fare ulteriori bagni e di allungare quest'estate che ancora non è finita. Hai fatto il bagno? Sì, tutti i giorni. Fin quando il sole permette ci facciamo il bagno. Fin tanto c'è questo tempo, con 35 gradi è logico venire a mare, no? Ma noi anche fino in inverno li facciamo i bagni, basta che c'è bel tempo li facciamo. Natale lo faremo al mare. Probabilmente sì. Il caldo, secondo gli esperti, però ha le ore contate. Sono in arrivo 2 perturbazioni che già nel weekend porteranno ad un deciso calo termico di 7-8 gradi. Da sabato passeremo da 35 gradi a 27-28. Dopo un periodo buio per l'economia siciliana, cresce la voglia di fare impresa e di investire nelle risorse presenti nell'isola, come sta facendo il gruppo Crédit Agricole Italia. Simona Mazzone. In questi anni il sistema bancario ha dovuto affrontare sfide di enorme portata che hanno indotto spesso gli istituti di credito ad abbandonare il territorio, con la conseguente contrazione degli sportelli bancari e la massiccia riduzione dei dipendenti. Oggi però la voglia di investire si fa nuovamente largo e la Sicilia offre agli istituti bancari nuova linfa. È qui che cresce la volontà di porsi a servizio dell'economia e delle famiglie siciliane, così come ha fatto in questi anni l'Istituto Crédit Agricole Italia, già presente in Sicilia attraverso la rete di Agos, che ha rafforzato dal 2021 la propria presenza nell'isola grazie all'acquisizione di Creval. La Sicilia oggi è una delle nostre regioni più importanti per quote di mercato, stiamo facendo tanti investimenti partendo dal capitale umano, perché è sempre la cosa più importante, e quindi abbiamo oggi un dato che leggevo venendo qua ed è una cosa che mi fa particolarmente piacere. Abbiamo più di 240 ragazzi siciliani che lavorano nel nostro gruppo, in parte lavorano qui, in parte no, ma magari un domani ci sarà l'occasione di farli tornare. Insomma, la banca deve identificarsi con il territorio in cui opera e deve continuare a svolgere un ruolo importante per lo sviluppo economico e sociale. Sono in cantiere numerose iniziative pilota e start-up selezionate grazie alla rete dei village in Italia. Catania, anche per la collaborazione con l'università, i rapporti che abbiamo qui storici della banca con tanti imprenditori, e perché è già un polo tech interessante, ci sembrava idoneo. Il gruppo al mondo conta 11 milioni e mezzo di soci ed è presente in 46 paesi, tra cui l'Italia. In Sicilia è al servizio di oltre 177.000 clienti attraverso 70 filiali e 5 poli affari. Facciamo una breve pausa, poi il calcio con gli impegni di Catania e Messina per il turno infrasettimanale di Serie C. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il Catania giocherà stasera a Monopoli per la 4ª giornata di Serie C ed è il primo appuntamento lontano dal Massimino per i rossazzurri. 2 i cambi in formazione per Tabiani rispetto alla vittoriosa partita col Picerno. Marco Carli. A Monopoli con qualche cambio, normale turnover per il Catania visto l'impegno infrasettimanale, ma necessariamente ridotto viste anche le 6 assenze. Lo squalificato Lorenzini che sconta l'ultimo turno di stop, il convalescente Chiarella e gli infortunati da Pisarda, Popovic, Dubickas e Rizzo, fuori dalle convocazioni come anticipato ieri per problemi a un ginocchio. E allora sono 20 convocati, con Tabiani pronto per stasera a riconfermare il tridente d'attacco con Chiricò, Di Carmine e Marsura. A centrocampo sarà invece Ladinetti a prendere il posto di Rizzo. De
Levy, pronto come alternativa a Rocca e Zammarini a partita in corso. La difesa presenterà un unico cambio con Buà, che ha fatto bene quando è entrato, con il Picerno che agirà al posto di Castellini. Livieri, ottima la sua prestazione contro i Lucani, è chiamato a riconfermarsi. Partita non facile storicamente, ma il Catania ha fatto vedere di essere sempre capace di affondare il colpo. In questo la partita di domenica scorsa è stata esplicativa, basta un movimento per fare gol, con quella qualità là davanti va migliorata la gestione del match e poi c'è l'esposizione ai rischi che è connaturata un po' nel gioco voluto da Tabiani, ma su cui si lavora e in questo il tempo potrà aiutare e molto. Aiuterà la causa anche il nuovo centrocampista Zanellato, pronto a vestire il rossazzurro, ma intanto si pensa oggi al Monopoli per continuare a recitare da protagonisti. Al Veneziani, chiuso ai tifosi del Catania per l'indisponibilità del settore ospiti, arbitrerà Grasso di Ariano Irpino, calcio d'inizio alle 20:45. Mezz'ora prima comincerà su Telecolor diretta stadio, 3 ore live con prepartita, formazioni ufficiali, racconto del match, analisi e interviste in anteprima nel post-gara. Dopo le 2 partite rinviate contro Casertana e Taranto, il Messina torna in campo oggi pomeriggio con inizio alle 18:30. Ospite al Franco Scoglio la capolista Turris. Quasi 1500 gli abbonamenti sottoscritti. Sergio Colosi. 19 giorni dopo il Messina torna in campo in un'occasione speciale perché si presenta per la prima volta davanti ai suoi tifosi e l'ospite, la Turris, siede al tavolo delle grandi con vista dall'alto. I giallorossi cercano conferme e si portano in dote il brillante pareggio di Cerignola all'esordio. Elogi di Modica alla Turris di Caneo a punteggio pieno dopo 3 giornate. Hanno entusiasmo, giocano bene, sono liberi mentalmente e se sono a 9 punti c'è sempre una ragione, quindi complimenti a Bruno, complimenti ai suoi ragazzi, ma noi dobbiamo cercare di fare la nostra, dobbiamo cercare di fare ciò che ha costruito Bruno, entusiasmo, gioia, divertimento. Panchina per Ragusa, Franco sconta la seconda di 4 giornate di squalifica. Novità dall'inizio nei 3 reparti, Manette in difesa, Firenze a centrocampo e Plesce in attacco che punta a riscattare la stagione di Avellino. Siamo molto fiduciosi nei nostri mezzi, certo che incontrare la Turris in questa parte di stagione dove sta molto, molto bene non è molto buono, dai, però noi dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi e andare avanti per la nostra strada. Turris senza il capitano Frascatore squalificato, che aprì la goleada campana nello spareggio salvezza di 6 mesi fa. Oggi lontano ricordo per la capolista, un passato da non rivivere invece per il Messina. Un consiglio? Andate a vedere Io Capitano, il film di Matteo Garrone, Leone d'Argento a Venezia, che rappresenterà l'Italia nella corsa agli Oscar. È un film drammatico, duro naturalmente, ma anche commovente e i protagonisti sono bravissimi. Ebbene, si esce convinti che la soluzione del problema migrante o emergenza migranti sia proprio un rebus, esattamente come ha titolato oggi il Giornale di Sicilia, un rebus. Fermare le partenze, si dice. Ma come? Visto che le carrette del mare partono ora da qui, ora da lì, da spiagge libiche, spiagge tunisine, alla spicciolata. Che fai? Puoi mettere una flotta che blocchi le acque territoriali di altri paesi? Guerra agli scafisti? Arrestarli? Sacrosanto. Ma dove? Se scopri che spesso e volentieri a pilotare i barchini sono gli stessi migranti obbligati dai trafficanti che gli hanno spillato fino all'ultima lira e loro restano in Africa a fare nuovi affari e li obbligano ad andare e a pilotare questi barconi. Ci vorrebbe meno ottusità, come dice il presidente Mattarella, più solidarietà europea e invece l'Italia resta sola, come osservano oggi altri quotidiani. È il dramma della nostra epoca. Non c'è solo il cambiamento climatico, c'è la questione emigrazione e nessuno, diciamoci la verità, ha voglia di fare nulla tranne noi che siamo obbligati a fronteggiarla. E se vedrete il film vi renderete conto di quali atroci sofferenze, fatiche, privazioni, sevizie, oltre che autentiche e continue rapine, sono costretti a subire prima di lasciare l'Africa, quelli che poi decidono di partire. E allora voi pensate che la prospettiva di 18 mesi in carcere nei CPR, come abbiamo visto poco fa, quello di Trapani, una volta in Italia possa servire a qualcosa? È un dramma globale.
l'Europa, le Nazioni Unite, la nostra Presidente del Consiglio è stata all'ONU a New York, si sveglino, agiscano, trovino il bando della matassa, la cosa giusta da fare, perché tanto questa tragedia continuerà a riprodursi anche senza il loro intervento. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie, buon pomeriggio.